Il dissesto idrogeologico in montagna, l'abbiamo detto più volte, è molto diffuso. Esistono comunque, ci sono dei bandi regionali che consentono insomma, agli agricoltori di poter accedere a risorse e gestire il territorio. Sono con Manuel Quattrini, vicepresidente del Consorzio di Bonifica di Burana. Sono bandi e c'è una misura specifica che può venire in soccorso agli agricoltori che hanno queste, diciamo, particolarità nel loro terreno? Sì, noi qui stiamo ragionando della misura 5.101 del Piano regionale di sviluppo rurale. C'è da fare però una premessa quando ragioniamo di questa misura specifica all'interno del piano regionale. Parte da molto lontano, cioè noi purtroppo viviamo in un paese, come sappiamo, che affrontiamo l'emergenza, il cosiddetto paese del giorno dopo. Anche recentemente gli ultimi fatti di cronaca ci fanno vedere come mettiamo importanti risorse per recuperare delle situazioni che abbiamo lasciato e abbandonato nel tempo. Qui su questa misura 5 c'è stato un lavoro molto importante che parte da lontano, quindi già dal 2017 c'è stato tutto un tavolo di concertazione fatto con la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria. Anche ANBI e UNCEM hanno messo la loro parte, insomma, diciamo, su questo tavolo di concertazione per trovare delle risorse, un pacchetto di risorse piuttosto importante, 17 milioni di euro. Da lì si è aperto il bando, che è stato aperto appunto in novembre del 2018. Quando dicevi ANBI e UNCEM, specifichiamo che l'Associazione Nazionale delle Bonifiche e l'UNCEM è l'Unione dei Comuni, insomma questi gli acronimi che è sempre giusto specificarli perché i telespettatori magari si rendono conto. Ecco, in termini di risorse quindi è un pacchetto importante, quindi per gli agricoltori, chi ha queste problematiche può accedere, come può accedervi? Assolutamente sì, è un pacchetto molto importante perché il bando, come dicevo prima, appunto ha aperto in novembre con 17 milioni di euro, che sono una cifra piuttosto sostanziosa, però dobbiamo anche ragionare del fatto che si parla dell'intero territorio regionale, quindi questa è una misura che coinvolge e interessa il territorio appenninico e la fascia apede-collinare, di conseguenza la Regione Emilia-Romagna ha un sacco di esigenze e di richieste. Tant'è vero che dal punto di vista politico anche in questo caso è stato fatto un passaggio molto importante e noi riteniamo, insomma, come consorzi di bonifica ma anche come associazioni di categoria, CIA e Coldiretti in particolar modo, che il segnale della politica sia stato estremamente positivo, perché rispetto al numero di domande iniziali, cioè 270 domande sono state presentate su tutto il territorio regionale, i primi 17 milioni di euro, pur essendo una cifra importante, ne coprivano solo una parte, le prime 170. È stata fatta recentemente, proprio nel 2020, anche questa è stata una scelta mirata, concertata appunto con le associazioni di categoria, un aggiunto, un ulteriore incremento di risorse, addirittura altri 8 milioni di euro sono stati aggiunti per dare soddisfazione a tutte le richieste dell'intero territorio regionale. Quindi questo per dire che si crede moltissimo nel discorso della prevenzione. Il territorio della montagna è un territorio molto fragile e finalmente iniziamo davvero a ragionare di prevenzione, dove cerchiamo di evitare i disastri che purtroppo tutti i giorni vediamo. Quali sono le priorità, insomma, che vengono prese, diciamo, in considerazione? Perché comunque le domande sono tante e probabilmente, insomma, qualcuno ne resterà fuori, ma per una questione appunto di risorse. Ci sono dei criteri di valutazione che mettono, diciamo, in alto nella graduatoria le aziende rispetto ad altri? Assolutamente, quando si parla di risorse pubbliche giustamente bisogna determinare, decidere dei criteri che diano delle priorità in base a per coloro che vogliono accedere a queste risorse pubbliche. Le priorità sono chiaramente tutte quelle attività di prevenzione che vanno ad interessare i fabbricati produttivi, quindi i cosiddetti capannoni, fienili, ricoveri attrezzi e là dove ci sono diciamo anche delle strade, anche private, che portano alle attività agricole. Proprio l'obiettivo di questa misura è quello di cercare di preservare il più possibile e di mantenere vive e attive queste attività che, con anche non pochi sforzi, se vogliamo, rimangono sul territorio della montagna, che è un po' più difficile rispetto a quello della pianura. Quindi le priorità fondamentalmente sono questi. Coloro che hanno presentato domande per dei drenaggi, perché di fatto sostanzialmente quando parliamo di prevenzione al dissesto parliamo di drenaggi o di regimazione delle acque superficiali, quindi la canalizzazione delle acque, onde evitare appunto che quest'acqua si vada ad infiltrare sotto i fabbricati o sotto le strade.
Noi ragioniamo sostanzialmente di queste tipologie di intervento. Le priorità sono queste. Inoltre un aspetto molto interessante di questo bando, sul quale, come dicevo prima, c'è stata una concertazione, c'è stata una discussione all'inizio con la Regione, è il tetto di spesa. Si è voluto impostare una misura che metta un tetto di spesa a 150.000 euro. In questo modo queste risorse vengono distribuite con tanti piccoli interventi, che poi in realtà non sono neanche piccolissimi, perché con 150.000 euro si riescono a fare degli interventi comunque anche sostanziali, insomma in prossimità delle imprese, in modo tale appunto da rendere gli interventi il più distribuiti possibile sul territorio e capillari. Manuel, possiamo dire quante sono state quindi le domande riferite al Consorzio di Burana, quante ne sono state istruite insomma, dal vostro ente? Abbiamo ricevuto all'interno del nostro territorio, quindi del nostro bacino di competenza del Consorzio di Bonifica, oltre un centinaio di segnalazioni che è arrivate dalle imprese, molte volte arrivate anche dai comuni, oppure addirittura in alcuni casi eravamo noi stessi del Consorzio di Bonifica che sapevamo già che c'erano delle situazioni di criticità sulle quali intervenire, quindi oltre 100 segnalazioni. Sono state fatte una sessantina di sopralluoghi, quindi tutta una serie di verifiche accurate per poter poi presentare insomma, le domande. Quando parliamo di Fanano parliamo anche non solo di attività agricole ed economiche, ma c'è anche tanto turismo, città anche di cultura. E il binomio agricoltura e turismo è importante perché il turista quando arriva in questa area si trova comunque ad avere un'area e un territorio ben curato e se vede magari anche gli animali al pascolo, è un valore aggiunto questo. Certo, vanno di pari passo, turismo, territorio e aziende vanno assolutamente di pari passo. Se ci sono le aziende, se c'è il presidio del territorio, abbiamo un territorio bello come quello che potete vedere questa mattina, quindi curato e bello, e quindi il turista ha bisogno di vedere qualcosa di bello, non viene qui in montagna per vedere brutture o abbandono, no, c'è bisogno di far vedere le nostre bellezze e più le aziende producono anche, quindi il turista può comprare i prodotti tipici che vengono assolutamente da questo territorio. Da Fanano abbiamo cambiato vallata, ci siamo spostati, siamo in territorio di Pieve Pelago, comuni di Pieve Pelago. Per la verità questa località in cui mi trovo in questo momento è Rocca Pelago e sono in compagnia di Carla Zampighi del Consorzio di Burana. Allora, anche in questa parte dell'Appennino comunque vengono fatte numerose attività. Parliamo in termini complessivi, quante ne sono state fatte in montagna dal vostro ente nel 2019, magari uno sguardo anche a quello che si sta facendo adesso nel corso di quest'annata. Sì, il Consorzio interviene in montagna in questi ultimi anni in modo molto significativo. Generalmente investiamo circa 1 milione all'anno e gli interventi fra con soldi propri del Consorzio e soldi della Regione o della Protezione Civile siamo intorno a circa 40 interventi all'anno, quindi sono diffusi, sono interventi diffusi, non interventi di dimensioni molto grandi, però è quello che serve in montagna, perché in montagna per fare prevenzione bisogna fare degli interventi capillari, dobbiamo fare degli interventi che servono a mettere in sicurezza le varie situazioni variegate in montagna, perché in montagna possiamo avere l'appendice in frana, possiamo avere il corso d'acqua che ha dei problemi con le briglie ammalorate o una difesa spondale che ormai non tiene più, quindi è importante che queste situazioni puntuali siano sempre un po' sotto controllo in modo tale che il flusso dell'acqua riesca ad andare in modo regolare dalla montagna verso la pianura. Stiamo parlando di quali cifre in termini complessivi? Sì, circa appunto 1 milione all'anno. Gli interventi possono andare dai 30, 40, 50, anche 80 mila euro ciascuno e comunque nei 10 anni appunto abbiamo investito circa 10 milioni e che per un consorzio sicuramente sono cifre importanti.
Corrado Ferroni è sindaco di Pieve Pelago, ma è anche consigliere del Consorzio di Burana. Un investimento fatto nel territorio montano, c'è chi dice che vale doppio perché comunque serve anche tutta la pianura. Sindaco, è così? Gli investimenti fatti in montagna sicuramente sono investimenti che servono non solo a questo territorio. In questi anni il Burana non è percepito come un soggetto al quale si deve pagare un tributo, ma è un punto di riferimento e di coordinamento assieme ai comuni che interviene in modo attivo sul territorio, facendo interventi che magari non sono alla vista di tutti i cittadini, però sono interventi che sono importanti perché vanno a consolidare, a mettere in sicurezza delle parti critiche. Si sa che la montagna è molto complicata da tenere, da manutentare e che quindi ha bisogno di un'attenzione costante. Grazie al sindaco di Pieve Pelago, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, dopodiché continuiamo con i frutti della terra.